È Bruno Leonardo, la vittima di 54 anni che questa notte, a causa di un incendio mortale in via Mameli ad Aragona, ha perso la vita. L'uomo sarebbe stato trovato totalmente carbonizzato. Rimane ancora da chiarire la dinamica di come è accaduto il fatto. Secondo una prima sommaria ricostruzione, a scatenare il rogo nell'appartamento di via Mameli sarebbe stato un mozzicone di sigaretta lasciato acceso proprio dalla vittima di anni 54, Leonardo Bruno. Le fiamme, quindi, purtroppo non avrebbero lasciato scampo all'uomo che poco prima che divampasse l'incendio si era addormentato. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che purtroppo hanno dovuto constatare la morte dell'uomo e trovato il corpo carbonizzato. Presente anche i carabinieri della stazione cittadina di Aragona per i rilievi e le indagini del rito. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno segnalato del fumo nero uscire da una finestra. Sul posto, come detto, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.